Euroregione.news. 600.000 euro per l'8ª edizione del bando welfare della Fondazione Friuli, presentato nella sala convegni della sede udinese della Fondazione. Istituito con il supporto di Intesa San Paolo e in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il bando contribuisce a risposte progettuali ai fenomeni di invecchiamento e di evoluzione dei modelli familiari tradizionali che rendono la popolazione soggetta a fragilità mutevoli, complesse e crescenti, nell'ottica di nuove forme di alleanza tra pubblico e privato e tra profit e non profit. Le domande dovranno essere fatte entro il 26 febbraio da soggetti delle province di Udine e Pordenone. Quest'anno sono stati valutati 28 progetti tra quelli finanziati nel 2023. Di questo bando è sempre orientato alla ricerca, anche in campo welfare, in campo sociale, di soluzioni sperimentali prima e innovative dopo. In questi 7 anni, dottoressa Nieddu, queste associazioni hanno portato a termine la bellezza di 349 interventi portati a termine. Ma soprattutto da 8 anni a questa parte non ci mancano le idee in tema di welfare e sono idee che sono tutte collegate da un filo rosso che ci siamo dati fin dalla prima edizione del bando welfare, ed è proprio il filo logico che prevede sperimentazione e ricerca di forme innovative anche nel campo del welfare di comunità. Fortunatamente abbiamo potuto condividere fin dall'inizio questa esperienza, da un lato con Intesa San Paolo che contribuisce al sostegno economico di queste iniziative e dall'altro direttamente con la Regione che ci ha sempre fornito degli stimoli soprattutto per individuare i campi nei quali andare a fare sperimentazione, perché solamente tramite le sperimentazioni possiamo sperare di trovare qualche soluzione a beneficio comune di problemi complessi che diversamente è molto più difficile affrontare. Per la 4ª annualità l'Istituto Jacques Maritain ha analizzato gli impatti dei cambiamenti generati dalla Fondazione Friuli attraverso i finanziamenti e a progetti di welfare, ha detto il direttore Luca Bianchi, evidenziando come nel periodo in esame la totalità dei progetti abbia sempre visto come beneficiari i familiari dei soggetti fragili. Significativa inoltre è stata l'attenzione rivolta a disabili, caregiver, anziani, giovani e bambini. Complessivamente sono stati raggiunti circa 5.800 beneficiari con l'impiego di 300 volontari. Più del 50% dei progetti sottoposti ad analisi hanno previsto attività formative per le fasce vulnerabili. Considerevole anche la presenza di iniziative capaci di incrementare le competenze in queste fasce della popolazione e per i volontari. Più del 60% dei progetti valutati sono stati in grado di generare ulteriori risorse. Va sicuramente segnalata la forza generativa dei progetti in una necessaria prospettiva di sostenibilità del welfare. Sicuramente il discorso della sostenibilità è centrale, cioè a risorse che nella migliore delle ipotesi restano sempre le stesse, fa fronte sicuramente a una situazione in cui invece i bisogni si differenziano e aumentano esponenzialmente ogni anno. Il discorso della generatività poi degli interventi del welfare sta a significare proprio la capacità che noi siamo andati anche appunto a sondare attraverso l'indagine La qualità del cambiamento, che è già il 4º anno che noi svolgiamo assieme a Fondazione Friuli. Uno degli aspetti che viene valutato è proprio questa capacità dei progetti di generare il cosiddetto valore sociale, cioè di tirar fuori, passatemi il termine, quelle competenze, quelle energie, quelle forze che molto spesso sono già presenti all'interno dei nuclei familiari e della popolazione fragile, ma che ha bisogno in qualche modo di essere guidata per emergere e dare un contributo alla sostenibilità del welfare. Quindi ecco, se c'è un pregio che i progetti finanziati dalla Fondazione Friuli hanno è proprio questo, di riuscire a stimolare sul territorio l'emersione di queste forze, di queste energie che vanno poi ad affiancarsi alle risorse storicamente presenti nel nostro paese rispetto al welfare. In 7 anni il bando welfare ha così costruito un patrimonio di dati molto importante che può essere preso a riferimento per le future strategie. Rappresentano anche un serbatoio di dati, un magazzino dati che può essere analizzato, può essere messo a patrimonio, i dati che si riescono a estrarre dalle esperienze vissute in questi 7 anni. E quei dati, correttamente lavorati,
sono uno strumento di programmazione straordinario. Il bando welfare propone 8 aree di intervento: il sostegno di percorsi di vita indipendente, di autonomia abitativa, il supporto alla piena integrazione sociale e lavorativa di persone con disabilità psicofisica, interventi socio-educativi intergenerazionali atti a favorire la socializzazione, interventi di contrasto agli effetti causati dalla solitudine e dall'isolamento sociale. Questa sì, direi che è l'emergenza della nostra comunità, la metterei al primo posto, ed è l'emergenza della solitudine. È l'emergenza più difficile da affrontare, perché alla solitudine devi andare incontro, devi trovarla e solo in quel momento lo puoi affrontare. Aree di interesse per il bando sono anche i servizi di prossimità, il contrasto al decadimento cognitivo nelle persone anziane, iniziative di contrasto allo spopolamento delle aree interne, la logistica e il trasporto sociale. Poi è un'altra emergenza che noi sentiamo emergere con forza ed è il tema della logistica, un tema che con molti di voi abbiamo più volte affrontato. Il tema della logistica è un tema di servizio e un tema anche di strutture di mezzi. Come fondazione, anche qui è un settore non molto coperto da altre fonti di finanziamento, ma la necessità del rinnovo del parco macchine è una necessità che sta emergendo con sempre maggiore frequenza. Se voi pensate che quei mezzi sono guidati nella stragrande maggioranza dei casi da volontari, noi sentiamo forte la responsabilità di poter mettere a disposizione di quei volontari che con generosità dedicano il proprio tempo per i servizi per la comunità le condizioni di sicurezza al massimo possibile. Se in 7 anni queste associazioni, grazie anche al contributo del bando della Fondazione, sono riuscite a chiudere 349 progetti, i protagonisti veri sono proprio i volontari che con grande generosità si mettono a disposizione anche per servizi che possiamo capire bene il pubblico non può garantire a tutti i livelli. In rappresentanza della Regione è intervenuto Ranieri Zuttion, direttore del servizio area welfare di comunità. Di fronte ad un processo di fragilizzazione collettiva, ha detto Ranieri Zuttion, ampie sono le analisi ma ancora poche le concrete esperienze in grado di rappresentare efficacemente l'idea di un welfare centrato sui legami e sulla pluralità delle forme e dei modi in cui le persone si esprimono. Il bando welfare della Fondazione Friuli sostiene una visione di welfare come bene comune con valori da progettare, costruire e produrre insieme. Siamo un'istituzione a servizio del territorio e delle comunità e sentiamo la responsabilità di dare il nostro contributo, ha commentato Francesca Agneddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo. Ma sì, assolutamente, noi siamo un'azienda che fa il proprio mestiere, una banca che fa il proprio mestiere, competiamo sul mercato, abbiamo le nostre sfide, la tecnologia e tanto altro, anche molto importante alla società. Siamo estremamente sensibili al tema delle povertà e delle disuguaglianze sociali, ovviamente al tema del welfare. Abbiamo investito ormai da molti anni anche su prodotti assicurativi nel settore sanitario, proprio per andare ad affiancare, quelli che sono gli altri servizi già disponibili sul mercato, e per noi essere parte integrante a fianco agli operatori come la Fondazione Friuli qua sul territorio in Friuli Venezia Giulia, che operano a sostegno della società, delle comunità, delle disabilità, della solitudine, delle fragilità in senso lato, è fondamentale e importantissimo. A portare una testimonianza sul campo ci ha pensato l'impresa sociale La Luna di Casarsa attraverso la coordinatrice dei servizi Alessia Modeo ed Elena Di Chiara, abitante nella comunità Chiasa Luna. Il progetto Coltivare l'autonomia, sostenuto dalla Fondazione Friuli fin dalla prima edizione del bando, ha consentito di costruire una filiera domestica partendo dall'orto e pollaio, passando per la trasformazione di conserve e marmellate per terminare sulla tavola degli spazi abitativi messi a disposizione di persone fragili e delle loro famiglie. Il bando welfare di Fondazione Friuli, ha tenuto a precisare il presidente Morandini, è sempre aperto al dialogo e agli spunti che provengono dal territorio. Queste sono le linee principali del nostro bando. È un bando, come sapete, per tradizione un bando aperto, quindi dovessero esserci in corso d'anno delle necessità particolari, delle esigenze nuove, vi invito a contattare la Fondazione, ne discutiamo, ne parliamo.